Solo 2 episodi di pioggia da inizio anno. Dal secondo report dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici per il distretto delle Alpi orientali la situazione è preoccupante. I livelli di falda sono ai minimi storici e le portate dei fiumi in calo. In vista del prossimo avvio della stagione irrigua, fissato per il 1° aprile, sarà difficile avere una buona produzione nei campi, troppo poca l'acqua nei fiumi anche per colpa degli invasi montani in riserva, minima la neve precipitata fino ad oggi. Crisi idrica con pochi precedenti in Veneto. La grande siccità mette a rischio le semine primaverili. Agricoltori e consorzi di bonifica sono chiamati ad usare l'acqua, la poca disponibile, con grande senso di responsabilità. Aumentano i timori del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che in questo periodo sta monitorando i bacini del Marzenego, Dese e Sile, Pergola, Musonvecchio e altri ancora. Il rischio è che nei prossimi mesi si renda necessaria una sorta di razionamento, anche se nel frattempo si sta provvedendo ad invasare l'acqua disponibile negli alvei. Anche le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte, facendo rispettare quella norma che prevede prima di tutto l'uso per l'essere umano dell'acqua in subordine per le derrate alimentari, quindi per le coltivazioni. In caso di siccità severa, il Consorzio potrebbe essere nelle condizioni di non poter soddisfare la richiesta idrica degli agricoltori.